Noi riteniamo che il ruolo dei consorzi di bonifica rispetto a quelle che sono le sfide ai cambiamenti climatici è fondamentale, ed è per questo che abbiamo deciso di organizzare in questa sede così importante, la sede del CNEL, questo evento su un tema ormai diventato all'ordine del giorno, qual è quello dei cambiamenti climatici di cui ci troviamo proprio a parlare in questi giorni con le alte temperature, con quelli che sono i protocolli anticalore che vengono emanati dalle regioni per tutelare i lavoratori che a loro volta prestano la loro attività in fasi della giornata molto calde. Non possiamo più intervenire facendo fronte alle emergenze, e quindi in questo senso con il CNEL vogliamo intraprendere un percorso di lungo periodo dove impostare appunto un sistema che veda i consorzi di bonifica intervenire in una situazione appunto di prevenzione. I consorzi di bonifica già lo fanno attraverso delle buone pratiche, ma queste buone prassi non possono restare dei casi isolati, ma devono essere messi a sistema. Come Filbi riteniamo opportuno creare un sistema omogeneo della bonifica, un sistema normativo nazionale che metta assieme quelle che sono le competenze che già ai consorzi di bonifica rispetto ad esempio alla manutenzione dei fiumi vengono riconosciute attraverso convenzioni a livello regionale. Ecco, che tutto questo sistema delle convenzioni nell'allargamento delle competenze dei consorzi di bonifica venga riportato su una cornice normativa nazionale, e in questo senso appunto il CNEL rappresenta proprio la sede ideale dove potranno incontrarsi sia la parte datoriale rappresentata dall'ANBI e dallo SNEBI, nonché appunto le tre organizzazioni sindacali, per individuare insieme una proposta di legge che riconosca appunto un ampliamento delle competenze dei consorzi di bonifica.